Ah, da stamattina che già siamo a mare, come si ci lasciata la camera? Per poter prendere qualche seppia, polpo, cose. Comunque non era per questo che sto facendo questa diretta, ma sto facendo questa diretta perché da qualche parte nei social ho visto che c'è la Meloni che dice che in Italia va tutto bene. E ci è. Per lei va tutto bene. Perché praticamente quando era per frigorifero allora bello pieno, non si fa il conto invece della povera gente che stanno morendo dalla fame per colpa di questa politica, specialmente di questa signora Giorgia, che tutti dicono forza Giorgia e tenetevi la bella zitta Giorgia. Quello che vi voglio dire invece è un'altra cosa. Tutto questo che lei dice in Italia va tutto bene, ma bene per cosa? Per suo cognato, che ci ha detto poi che ha poi si travagliare Rome, per suo suoro, che invece di travagliare c'aveva pure un ministero, su che me. La sorella di Giorgio ha un ministero, pure un ministro ha diventato. A questa persona che manco sa leggere e manco scrivere. E dice che va tutto bene, ma va tutto bene per copita, per tutta la sorrazza. No, per la povera gente. Poi chi che voleva dire è un'altra cosa. Come mai io me lo paro un reddito di cittadinanza perché dicono che ho dei precedenti penali? E tutti i senatori, i senatori politici, tutti chi stanno innanzi a che sono pregiudicati, definitivi e l'altro e condannati, un ce levano il vitalizio, un ce levano la pensione, un ce levano. Cioè perché lo pagano ancora questa gente? Per quale motivo? Perché in Italia sono tutti pecoroni. Come che me? In Italia siamo tutti pecoroni, non si trovate noi. Perché la Francia, 4 anni in più ci ha aumentato fino a guerra qui. In Italia siamo tutti pecoroni e non da tutte malattie, tutti siete pecoroni. Siamo pecorona, che facciamo comandare ancora a chiccia. Chiccia fascista. Non è che quando fai comizio mi pare Benito Mussolini, anzi forse Benito Mussolini meglio era ricco, forse, non sogno soccorso. Vabbè, comunque picciotti, io onestamente devo iniziare a cannare questa merda Italia per schifare, c'ho un figlio di morire, siamo qua a mare. Non si piglia niente, pure il mare ha crisi. E vita vabbè. E per lei va tutto bene, l'Italia va tutto bene. 100.000 euro mesi Io 100.000 euro, e non solo io, pure un burretto euro presidente se fotti 100.000 euro al mese. Il signor Salvini si fotte pure la voce peggio. Chi non si poteva accattare manco chi ha benzina. Come faccio a venire io in macchina? Ci vuole la benzina. Ora invece quando parla quello di spiccio non sa parlare. Sa parlare delle milioni. Non mangia. Chi non ha avuto mai in vita sua un euro non sa chi ha torato conto corrente, conto bancario. Ma con ci detto tutti questi picci? Con ci i 49 milioni di euro della Lega che fine ho belli leghisti, chi dicono noi d'Italia, oh, certe volte mi spomenini e me ne parlano la patana, ma che è la patana? Chi mi nebbia, senza sole, ma che fuori cristiano siete? Dov'è mia? Che dice Massimo? Va bene così, ti sei... non si sa che c'è la Salvini, proprio a giocare davanti. Ti può sfogare, dai parla, Non a giocare davanti, si Salvini, America, in Unione Europea, perché per mangiare, per cui non si fanno loro. Non in Europa, dai in Europa, e perché non faceva niente tutta in nato? Che te caro bravo, pensi cosa non lo che e mangiare, ora riscorrere. Levare il reddito di cittadinanza, 2 mesi, levamo i piccoli tuoi, levamo un anno di stipendio tuo, compreso tutti i vostri politici, che si risolvono tutti i problemi in Italia. Che fa? Un po' come levare i 30 o 40.000 euro al mese che vi fottete? L'altro che non siete auto. Ti sei spagato che? Vabbè, non tanto. Non fare male il panino.
Picciotto, manco un panino non poteva accattare. Cavo un po' con acqua e mani e beviamo. Ma stavo davanti.